programma in collaborazione con Signore e signori, buonasera e benvenuti nella splendida cornice della chiesa di San Basilide qui a Castiadas. Che bello, bellissimo pubblico, è una serata molto intima, devo dire questo posto incantevole, sono molto felice di essere qua. Noi stiamo girando un po' tutta la Sardegna con i nostri eventi ed è bellissimo vedere ogni volta, ogni weekend un posto differente e tante belle persone diverse che vengono ad assistere ai nostri spettacoli, quindi grazie a tutti voi per essere qua. Io vorrei ringraziare innanzitutto Capoterra 2000 ed M Comunicazione che in collaborazione con la Starip Group organizzano questo evento, e vorrei ovviamente ringraziare il comune di Castiadas che ci permette di essere qui, e infatti vorrei chiamare qua accanto a me il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni. Eccolo qua. Buonasera sindaco, io sono certa che vuoi spendere qualche parola per il nostro pubblico. Sì, grazie, buonasera a tutti, benvenuti a Castiadas. Cosa vorrei che le dica? Innanzitutto devo ringraziare il presidente di Capoterra 2000 che propone per il secondo anno consecutivo questa bellissima manifestazione. Noi siamo grati ovviamente di poterla ospitare. L'anno scorso abbiamo scelto uno scenario diverso, eravamo nel teatro Samandria che vi prego di visitare. Oggi siamo qui di fronte a questa casetta realizzata intorno al 1800, un'atmosfera particolare. Sulla nostra destra abbiamo la struttura delle ex carceri che ha rappresentato e rappresenta la nostra storia del passato. Questa è una struttura che nasce grosso modo intorno al 1875 dopo uno sbarco di alcuni detenuti che provenivano da un altro carcere per bonificare questa Castiadas che non era vissuta per 350 anni da nessuna anima viva, insomma, quindi ha una sua storia e un suo fascino storico, insomma, molto importante. Cosa dire? Stasera siamo qui e stiamo ospitando questa bellissima manifestazione, si parlerà dei nostri tesori sardi, dell'artigianato sardo, è un'occasione unica per poterli apprezzare, mi auguro di sì, ma ne sono convinto, e quindi parliamo di abiti, parliamo di gioielli realizzati dalle nostre mani sante, dei nostri artisti in Sardegna, parliamo anche, mi risulta, di borse, quindi insomma una sfilata bellissima che mette in evidenza quello che l'artigianato sardo riesce a realizzare, a creare, a proporre oggi qui in questa serata, in questa manifestazione Castiadas, ma io penso in tutto il mondo, insomma, per la loro bravura. Artigianato sardo, ma non solo, abbiamo anche qualche personaggio che viene dall'estero ma che ormai è un sardo d'adozione, quindi sarà ancora più bello vedere delle fusion sia di abiti che d'altro che rappresentano non solo la nostra terra ma anche l'Europa in generale. Benissimo, è un'occasione unica, io poi posso dire vi auguro una buona serata. Grazie, io ringrazio il nostro sindaco, ringrazio per l'intervento, grazie, e adesso continuiamo con la nostra serata. Grazie molte, grazie ancora per ospitarci in questa bellissima location. Io prima di proseguire la serata vorrei rivolgere un altro ringraziamento speciale al nostro sponsor ufficiale TechFind di Giuseppe Buluggiu, un bel applauso per lui. Il talento, cos'è il talento? Io credo che insomma stasera sia presente il talento, perché un po' tutti gli artisti che si esibiscono stasera, sia per quanto riguarda le sartorie che per quanto riguarda i gioielli, o anche gli artisti che si esibiranno, perché questa serata non è solo moda ma è anche musica, siano dotati di un grande talento. Il talento penso sia qualcosa di quasi innato, anche nel caso di Natalie, la prossima stilista che sto per presentarvi, credo sia una cosa innata, perché aveva solo 5 anni quando inizia a creare i primi abiti per le bambole, ne aveva solo 10 quando crea il suo primo vero abito.
Lo realizza così e si diploma alla scuola di fashion design di Maikon nel sud della Russia, ma Natalie voleva qualcosa di più. Si trasferisce quindi in Italia per confrontarsi con gli altri stili europei e dalla fusione di questi diversi influssi nasce lo stile di Natalie, il cui obiettivo principale è quello di creare l'abito da sogno per ogni donna, e io credo ci riesca molto bene. Io le rivolgo un ringraziamento particolare perché in questo momento indosso un suo abito. A voi gli abiti di Natalie! Le creazioni di Natalie. Grazie alla nostra Natalie. E prima di proseguire la serata vorrei fare qualche ringraziamento. Vorrei ringraziare la Polizia Municipale e il Comando dei Carabinieri di Castiadas che questa sera fanno servizio e quindi è importante ringraziare anche loro. Io direi un applauso. E adesso è il momento del bel canto, della musica, con una ragazza dolcissima che però sta già facendo tanta esperienza e sebbene sia molto giovane, io credo che sentirete presto parlare di lei. A voi, Giulia Pau! Grazie.
Giulia Pau. Grazie Giulia. Grazie. Ed ora torniamo nuovamente al gioiello con Federica Ragazzo. Il progetto di Federica Ragazzo nasce nel 2016 dopo un lungo studio di tecniche di tessitura su diversi materiali. La collezione dello scorso anno portava in passerella il sughero usato come cabochon. Quest'anno invece fa da protagonista la ceramica fredda, lavorata e dipinta a mano, che ispira la collezione alla grazia delle dee greche. La linea di gioielli è già sbarcata in Olanda e in Australia, richiesta da alcuni negozi di artigianato italiano. I gioielli sono interamente cuciti a mano, incastonando madreperla e cristalli, filo, perlina per perlina, e ogni pezzo è unico, sviluppato su una tecnica ormai del tutto personale. A voi le creazioni di Federica Ragazzo. Fuego que arde tu piel, soy el agua que más
E abbiamo adesso My Sardinia Style. Dall'amore per la Sardegna e l'artigianato e la tradizione nasce l'idea di My Sardinia Style, ovvero sviluppare un progetto per la valorizzazione del lavoro artigianale. Dall'incontro tra il versatile sughero con le sue molteplici caratteristiche e pregiati pellami nasce la linea preziosa che viene arricchita ancor più dal gioiello in filigrana d'argento rifinito a mano, incastonato in ogni singola borsa. Modelli pratici ed eleganti, preziosi appunto e al tempo stesso unici. Dalle shopper alle pratiche bandoliere, le mini da sera o i bauletti super capienti. Preziosa è la borsa per chi ama avere uno stile inconfondibile. Trovate My Sardinia Style, lo showroom nella galleria del centro commerciale Conforama a San Sperate. A voi le creazioni di My Sardinia Style. Cantare e ballare boys, Casorballo son sorbostros, Candana Venere son nostros, vamos a ballare noi. Sammento un pare, non si popolo a sa libertà, non si deputo rattasi storia, non si identità a sa memoria, non si cara torrata su coro, torrata su coro. Cantare e ballare boys, Casorballo son sorbostros, Candana Venere son nostros, vamos a ballare noi. Cantare e ballare boys, Casorballo son sorbostros, Candana Venere son nostros, vamos a ballare noi. Alla fa che luce su a tessi, a tessire un sole e messi, sempre cassa a tassicire a oe, tassicire a oe. Muda in che l'usa ma tessi luna, muda notta esser sa fortuna, non si notte la musa ispirare. Cantare e ballare boys, Casorballo son sorbostros, Candana Venere son nostros, vamos a ballare noi. Cantare e ballare boys, Casorballo son sorbostros, Candana Venere son nostros, vamos a ballare noi. Pizzo stessa rocca e nessuno tu, Pizzo stessa canta su momento, chi mostrano s'anima comune, mamma ste vendore le traschia, mamma ste dolore di allegria, a bocca del vaso in soschizzo, spaso in soschizzo, vaso in soschizzo.
Pezzi unici, curati nel dettaglio, quelli di My Sardinia Style. Ed è per noi qui stasera Lorena Caddeo. E grazie ancora a Lorena e alla nostra splendida modella. E adesso ho il piacere di presentarvi un personaggio che più che altro è un caratterista, ma forse un sosia, ma più che un sosia è proprio lui, è Adriano Celentano. La mezzaluna splende in ciel, romantica. La mezzaluna canta in ciel, fantastica. Per noi ci guarda e ride se vede che tu baci me. Ci fa l'occhietto lassù e tramontar non vuol più. Guarda le piace ma tace nel buio splendor e con le stelle disegna due cuori. La mezzaluna splende in ciel, romantica. La mezzaluna canta in ciel, fantastica. Per noi ci guarda e ride se vede che tu baci me. Ci fa l'occhietto lassù e tramontar non vuol più. Guarda le piace ma tace nel buio splendor e con le stelle disegna due cuori. La mezzaluna splende in ciel, fantastica. La mezzaluna canta in ciel, romantica. Per noi Amore. no, rifatti un altro applauso che non ho sentito. Ci vediamo dopo, eh. Antonio Correa. Grazie. Grazie Antonio. Ed ora è il momento ancora della moda, dell'artigianato. Io direi che forse tra tutto il vario artigianato che esiste nella Sardegna abbiamo tantissime cose meravigliose, che so, dai coltelli alla tessitura, alle ceramiche, tante cose veramente molto importanti, tante parti importanti della Sardegna che rappresentano l'artigianato. Io credo che il ricamo sugli scialli sia
uno dei pezzi più belli del nostro artigianato e che lo rappresenti forse in una delle maniere migliori, e quindi è questo che vi presentiamo questa sera. E infatti abbiamo Paola Sailis, che è una ricamatrice, ormai per noi è una stilista, ma lei preferisce farsi chiamare ricamatrice perché così è nata. Infatti lei non avrebbe mai pensato che un suo scialle creato come pezzo unico avrebbe riscosso così tanto successo da poi portarla a realizzare uno scialle dopo l'altro, una collezione dopo l'altra, un abito dopo l'altro. Sfila con noi ormai da qualche anno, ha girato con noi tutta la Sardegna, i suoi scialli sono stati esposti nelle più importanti fiere tradizionali sarde, ma anche di livello nazionale e internazionale. Lei realizza e riproduce gli antichi ricami del passato completamente a mano e ogni pezzo è unico, non fa mai un pezzo uguale all'altro. Fa questo lavoro meraviglioso insieme alla figlia Denise, e io ho il piacere di presentarvi le creazioni di Paola Sailis. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know, baby, you're the best. I got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Oh, I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know, baby, you're the best. I got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Think I'll miss you forever, like the stars miss the sun in the morning sky. Wait is better than
tradizioni sarde rivivono, proiettate nel futuro con Paola Sailis. Kiss me up before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby Grazie, Paola. you're the best. I got my red dress. Un programma in collaborazione con E adesso di nuovo il gioiello di Marinella Porru, costumista, stilista di moda e designer del gioiello. Ha unito le sue conoscenze di progettazione del costume e tecniche sartoriali con quelle del gioiello per la creazione di una sua linea che rappresenta un'unione armonica di fili lavorati con l'antica tecnica del macramè, tessuti e metalli, pietre dure semipreziose e pasta di fimo. A voi le creazioni di Marinella Porru. on the cover of a magazine. Grace Kelly, Hollow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine
love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. L'originalità delle creazioni di Marinella Porru. Grazie anche alla nostra Marinella e alle nostre modelle, ma sono brave le nostre modelle, glielo facciamo un applauso forte perché sono brave e belle, devo dire. E adesso ho di nuovo il piacere di lasciarvi in compagnia di Antonio Correa. Grazie mille. Grazie di Poi cuore. ti presento dopo. Grazie, a dopo. Antonio Complimenti. Correa. Ciao ragazzi, allora la cosa importante che vi volevo riferire adesso è farvi capire come noi nasciamo Incom, perché noi siamo un po' Incom, no? Cioè nel senso che non ci incomprendiamo più. Quindi io scrissi tempo fa una canzone che si intitola Prince in Calling Nancy and Chosen. No, questo pezzo, vi spiego chi è che lavora con la Rai. C'è qualcuno che lavora con la Rai? Allora, per esempio, vi spiego, voi che siete di destra adesso, ipoteticamente, provate a fare tattara, 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 datevi il ritmo con le mani. Tattara. Bene. Allora, ritmo con le mani non fatelo, fate solo tattara, 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 tutti e tre, cioè tutti assieme, al mio 3. 1, 2, 3. We need 70 choose now, hurry in the same while I hurry man in the color style. Aspetta che adesso vediamo quelli di sinistra. Poi voi quelli del centro non cantano, voi potete distinguervi o a destra o a sinistra, che va bene lo stesso. Adesso vediamo quelli di sinistra. 1, 2, 3, via. No, non ti vedo deciso. Deve essere scandito. Tattara, 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 se no parte il pezzo, capito? 1, 2, 3, via. When you say the choose now, hurry in the same while I hurry man in the color style. Ecco, adesso per magia voi fate un ritmo con le mani senza dire tattara, tattara, lo dito dopo, fate un ritmo con le mani. Prince and call Nancy and choose, sempre con le mani, tutti. All right. Più forte le mani. We decide to choose now, hurry in the same while I hurry and man in the color style. Take your mind, we can't having the sound, yeah, get your oh. We decide to choose now, hurry in the same while I hurry and man in the color style. When it's a send that you the corny steen. We never give it a stand. You the call to Soleil, Glasgow, over the stand, one coming on time. All you to say, let's skills come band. You're not choosing on the go, the brave go.
tell you something. Sempre con le mani, con le mani. My eyes, my senses, and it goes so far a piece of ice. Unicorn, man, say what, preaching, calling, and I choose alright. My eyes, my senseless, and it goes so far with Peace. eyes. Praising God and dancing and choose alright. Well, us not keep it staying one and choosing on going to stay when I please you. Give me choosing one more bang, one and choose on the class, all the class just stay. My eyes, my senseless, and it goes so far a piece of ice. Unicorn man said, well, praising, calling, dancing, I choose all. We ask no schools, we get over the door. They are breathing our hearts and eyes against me on. My eyes, my senses, and it goes so far with piece of ice. Unicorn man said, well, praising, calling, dancing, I choose all. Alright. We ask no schools, we get over the door. They are breathing our hearts and eyes against me on. Grazie. Il dismoleggiato Grazie. Antonio Correa. Però sono forti, eh. È un bel pubblico, ma vero? potevo scegliere il pubblico migliore stasera. Sì, l'abbiamo scelti 1-1. Sai, ho fatto una selezione prima. Che Appena miseria. arriva. Poi li conosci a uno per nome anche. Assolutamente. Che miseria, allora siete tutti assunti, eh? Ci vediamo dopo. Li portiamo anche domani. Ah, bene, allora vengo qua domani, siamo alla stessa ora, eh. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao Antonio. È ancora moda, adesso è il momento di Dina Pinchuk, nata e cresciuta in Ucraina, visita la Sardegna a 14 anni e la nostra terra le resta nel cuore. Nonostante la laurea in giurisprudenza, sente una forte passione per la moda che la porta a creare i suoi primi abiti in maglia. Col tempo decide di coltivare questa passione e inizia a studiare il taglio sartoriale. A 23 anni si trasferisce definitivamente in Italia e apre un piccolo negozio dove produce e vende capi realizzati interamente a mano. Io le rivolgo un ringraziamento speciale perché indosso un suo abito in questo momento. A voi le creazioni di Dina Pinchuk. Go ahead, take me all
L'eleganza e la femminilità delle creazioni di Dina Pinchuk. Grazie anche a Dina e alle sue splendide modelle. Ed ora è il momento di Luisella Arrais. La scuola di disegno e progettazione Orafa Studio Arrais di Capoterra da anni contribuisce alla formazione di giovani creatori di gioielli italiani e stranieri. La fondatrice e direttrice della scuola, Luisella Arrais, organizza e presiede i corsi di disegno del gioiello, seguendo gli studenti dal momento dell'ideazione della forma sino alle fasi successive di progettazione grafica e al computer. La creazione del gioiello viene fatta con la tecnologia CAD-CAM della prototipazione rapida e in quest'ultima fase il gioiello viene poi realizzato fisicamente in oro e in argento. I corsi si tengono presso Casa Spadaccino a Suloi nel comune di Capoterra e questa sera abbiamo la fortuna di vedere le creazioni proprio della maestra di Luisella Arrais. A voi! Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner smile. Something he can't see. My baby don't care who knows. My baby just cares for me. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby
just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't believe this. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just can't. I gioielli ispirati al nostro mare di Luisella Arraiz. Grazie Luisella e grazie alla tua bellissima modella Eleonora. Grazie. Ed ora ho il piacere di lasciarvi nuovamente in compagnia con la nostra Giulia Pau. Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te adagio. Le notti senza pelle, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare ancora che ti troverò. Chiudo gli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dall'agonia. Sento battere in me questa musica che ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Il sole mi sembra spento. Accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che vorrei vivere in te. Il
La nostra perla, Giulia Pau. Grazie a te Giulia, sempre più brava. Signore e signori, buonasera e benvenuti. È per me veramente un grande piacere essere qui per la seconda volta, tra l'altro nel giro di una sola estate, perché abbiamo già avuto modo di organizzare qua una bellissima sfilata di moda. Non eravamo proprio qua, ma eravamo esattamente di fronte alla chiesetta che c'è laggiù, un posto bellissimo, ma credo che qua, nella villa del direttore delle carceri, sia veramente un luogo magico, un posto bellissimo. E per questo voglio ringraziare il comune di Castiadas, per cui chiedo un grande applauso. Vorrei ringraziare anche Capoterra 2000 che con M Comunicazione e Saripe Group organizzano questa serata, quindi un grazie anche a loro. E vorrei ovviamente aprire la serata in compagnia del sindaco Eugenio Murgioni. Buonasera, grazie intanto perché ci ospitate nuovamente in questo posto stupendo per la seconda volta nel giro di un'estate, quindi vuol dire che un po' vi siamo piaciuti, immagino di sì. E niente, io ti lascio il microfono perché sono certa che vuoi salutare il pubblico. Grazie a lei. Buonasera a tutti, grazie di essere qui presenti. Siete nel cosiddetto salottino buono di Castiadas. Fermo restando che Castiadas è una località abbastanza particolare, ha tante borgatine. Questo è il centro storico. Noi siamo in questa villa, per noi importante e magnifica, appunto come si diceva dell'ex direttore delle carceri, quindi ha 1 secolo e mezzo di vita. Oggi è diventata la sede di rappresentanza del comune dove noi facciamo le nostre riunioni e celebriamo anche i matrimoni civili. Grazie mille Sindaco e noi siamo veramente onorati di poter essere qui a chiudere quella che credo sia stata una bellissima stagione. Grazie. Ebbene, partiamo con Dema di Simona De Montis e Sabrina Madeddu. Dema di Simona De Montis e Sabrina Madeddu è la vincente collaborazione tra stilista e modellista. Unite dalla passione per la moda, vogliono rappresentare l'amore per il su misura made in Italy. L'obiettivo parte da un sogno di vedere l'emozione nelle donne che indossano i loro abiti, facendole sentire eleganti, raffinate e sensuali, anche indossando una semplice t-shirt abbinata a una gonna. Oggi presentano una capsule collection ispirata agli anni 40, linee semplici ed essenziali e per questo estremamente eleganti, realizzate con tessuti confortevoli che si adattano perfettamente alla figura femminile, esaltandone il carattere e la grinta. Le rivolgo un ringraziamento speciale perché anch'io indosso un loro abito. A voi, Dema!
Dema di Simona De Montis e Sabrina Madeddu. Ed eccola qua la nostra Simona. Grazie. E proseguiamo con Roberto Bortolussi, che nasce in Friuli e fin dalla più tenera età manifesta un naturale talento per il cucito. Appena capisce che questo sarà il suo futuro, si trasferisce a Milano per frequentare la Marangoni e là inizia a lavorare per la sartoria di Altamoda Bichi, dove ha la possibilità di vestire grandi personalità del jet set come Maria Callas o la contessa Augusta. Dopo l'esperienza milanese ritorna nella natia Udine, dove apre il suo laboratorio personale e le sue creazioni calcano le passerelle di varie città europee. Nel 1983 però incontra la Sardegna, terra che conquista il suo cuore e nella quale si trasferisce e ovviamente continua a creare le sue collezioni. Inoltre nel 1987 viene scelto per aprire la settimana dell'alta moda al Grand Hotel di Roma insieme ad altre 4 sartorie scelte tra tutta Italia. A voi le creazioni di Roberto Bortolussi.
Roberto Bortolussi. Grazie Roberto, grazie alla nostra splendida Erika. E adesso ho il piacere di presentarvi una persona, anzi un personaggio che devo dire porta la nostra Sardegna ai livelli nazionali e internazionali con grande allegria e anche in maniera un po' scanzonata. Lo conosciamo come barzellettiere, ma soprattutto come inviato speciale di Striscia la Notizia, ma adesso è anche attore per la terza edizione, se non sbaglio, del film TV L'Isola di Pietro con Gianni Morandi. Ho il piacere di presentarvi Christian Cocco. Ciao caro. Buonasera a tutti! Vieni qua, dammi un bacio, no? Scusi, io sono Ma anche partito due, perché... anche due. Anche due, va bene. Gelosi? Come va? Buonasera a tutti, come va? Tutto bene? Lo vedo dall'entusiasmo. Ok. Allora, vi state divertendo, una bellissima serata, bellissime ragazze, delle bellissime collezioni, bellissime indossatrici, un applauso anche ovviamente alla creatività. Allora, innanzitutto buonasera, benvenuti a questa serata. Mi ha già presentato, vero? Non sa chi sono? Allora mi presento. Io vengo dalla Sardegna, sono 1,80 m. Sì, volevo fare, da bambino volevo fare il modello, il fotomodello, però poi mi hanno proprio, no, non che mi hanno segato, che sono nato già segato proprio e quindi non ho potuto proprio proseguire la mia carriera. Però poi alla fine ho detto qualcosa devo fare, non mi piaceva tanto andare a scuola, a studiare, anzi ci stanno seguendo dalle telecamere, andate a scuola e studiate altrimenti diventate ignoranti come me, quindi andate a scuola. Però io voglio fare una cosa insieme a voi, perché io sono dalla parte delle donne sempre e comunque. Voglio fare un applauso a tutte le donne presenti questa sera, alle donne che si stanno così, che stanno sfilando, stanno facendo vedere il meglio di se stesso. Ma non solo, perché sono dalla parte delle donne? Perché noi maschietti dobbiamo avere il coraggio di dire una volta per tutte, una volta per sempre, che le donne sono migliori degli uomini. No, è così, sono migliori degli uomini. Tu una donna, la donna non è superficiale come un uomo. Tu a un uomo gli dici una cosa, gli entra da un orecchio e gli esce dall'altro. La donna no, tu a una donna le dici una cosa, le entra da un orecchio e le esce dalla bocca perché dice tutto. Oh no? E non la dimentica più. Però effettivamente una signora mi ha detto qui le donne di una volta. E io effettivamente c'è tanta differenza tra quelle che erano le nostre mamme, quelli della mia generazione. Io per esempio lo vedo, io ho 3 figli e lo vedo con le grandi, che ormai è cambiato il sistema, è cambiato mi ricordo un tempo, le donne di un tempo, no? Anche nel modo di vestire. Vi ricordate com'erano? Sempre belle accollate, invece sono un po' più scollacciate, lo mettono su Facebook. A proposito, su Facebook, specialmente le donne, usate con criterio Facebook, le cose intime lasciatele per voi, perché molto spesso quando vi mettono mi piace non è sincero. L'altro giorno una mia amica, c'ho le emorroidi, e le amiche, mi piace. E quindi questo è. E poi un'altra cosa che io noto dalle donne di un tempo, che non erano scolacciate come quelle di adesso, io mi ricordo quando andavo a vedere la vicina quando stendeva la biancheria intima, le mutande delle donne di un tempo, saccarrate mutanda manna sembravano paracaduti, larghe, belle, coprivano tutto il sedere. Prima se tu dovevi vedere le chiappe dovevi allargare la mutanda, adesso per vedere la mutanda devi allargare le chiappe, perché qui ci sarà bene l'applauso. Perché è cambiato, un po' la colpa è la nostra, perché c'è l'evoluzione ovviamente, sai, non si accontentano mai queste le donne di adesso. Io lo vedo con miei figli, papà ci compri le scarpe nuove, prima ci accontentavamo anche
come funzionava? La famiglia più povera usufruiva dei vestiti della famiglia più ricca dei vicini, no? Quindi io per esempio avevo sempre le scarpe del figlio del sindaco, che era più... proprio c'è il sindaco oggi qui. E qual è? Quindi il sindaco solitamente dovrebbe essere l'uomo più ricco del comune. E io utilizzavo le scarpe del sindaco, quindi vi ho detto già, solamente che il figlio era più grande, cioè avevo le scarpe lunghe, larghe. Invece adesso no, non si usano mai le scarpe ovviamente lasciate dal vicino di casa. Lo vedo da mie figlie, papà, ce le compri le scarpe nuove? Quanto costa? Che scarpe volete? Le Nike. E quanto costano? 250 euro il paio. Perché non fate come babbo da bambino che aveva le Adidas in fora via, perché non c'erano. Perché è cambiato il sistema ovviamente è cambiato, un po' anche la colpa è la nostra, effettivamente è la nostra, perché noi andiamo all'evoluzione, c'è il cambiamento, anche l'ecologia. Io dico solitamente anche i sindaci, noi sindaci politici che ce la prendiamo molto spesso con loro, invece no, perché si devono adeguare a quelle che sono le normative, giusto, che la comunità europea impone, anche l'ecologia. Una cosa un po' che ovviamente un po' mi spiace è il fatto l'ecologia ben venga, va benissimo, però una cosa a cui io tenevo da sempre, quando eravamo bambini noi, no, della mia generazione, la carta igienica, ve la ricordate? Quella di un tempo, bella, tostata, sembrava carta vetrata, non spacciata mai. Quando la utilizzavi, quando io la utilizzavo, mamma non la buttava, la passava ai miei fratelli più piccoli per risparmiare. Adesso no, bisogna rispettare l'ambiente. E quindi c'è la carta igienica Ecolukart, la carta igienica che si dissolve al contatto con l'umido. Signor Sindaco, buonasera comunque. E grazie per aver ospitato Capoterra 2000 e la sua organizzazione. Okay. A dopo, grazie! Cristian Cocco, grazie Cristian. Ebbene, ora ho il piacere di presentarvi Valentina Muredda. Valentina ritiene che per creare un abito non necessariamente si debbano seguire i canoni della moda, anzi, bisogna esprimere la creatività attraverso l'eleganza. Per questo ogni abito ha una propria personalità e nasce dall'elaborazione di elementi che risaltano la figura femminile, perché la femminilità deve essere sempre rappresentata nel modo più sublime. A voi le creazioni di Valentina Muredda. In the age of icons, so you wanna be immortal with a loaded gun, so you wanna start a war, so you wanna start a war. Bang, shots fired, pain is what you desire. If the pen is mightier than the sword, then how do we get here, my God? My God. Say among liars, blame the deniers. If history is dead and gone, then how did we get here, my God? My God. So you wanna start a war in the age of icons, so you wanna be immortal with a loaded gun, so you wanna start a war,
La moda di Valentina Muredda. So you wanna start a war in the age of icons. So you wanna be immortal with a loaded gun. Grazie Valentina e grazie a Valentina. Si chiamano tutte e due Valentina. Ebbene, e sono certa che se vi dico che abbiamo ancora Cristian Cocco, gli fate un grandissimo applauso. Cristian Cocco! Ogni volta devo fare la corsetta e io sono un uomo molto pigro. E sempre tornando al discorso delle donne, perché mi è piaciuto questa... A parte che fatevi un applauso perché siete un bel pubblico voi. Tornando alla differenza tra gli uomini e le donne, che ho parlato precedentemente, si cambia anche con le famiglie, no? Adesso magari c'è, tendenzialmente si cerca di nascondere le cose alle mogli, no? Alle famiglie, no? Invece prima erano un po' più schietti gli uomini con le donne, no? Le donne prima, adesso per esempio, magari ha un vestito, perché è più permalosa la donna, caro, come mi trovi oggi? Sei bellissima. Invece magari poi non è così. Invece io mi ricordo mio padre che era molto più schietto, no? Caro, ma quando cavolo è che mi metti le tendine in bagno che non posso manco entrare, che mi vedono i vicini di fronte quando sono nuda? Stai tranquilla, cara, che appena ti vedono nuda le tendine le mettono loro. Perché se erano più sinceri, adesso invece magari è cambiato. È vero che magari tra donne c'è più complicità che tra uomini. Tra donne, per esempio, tra loro non sono invidiose. Perché sono invidiose tra donne? No, per esempio, tra donne si guardano, si possono fare anche i complimenti, cose che non possono fare gli uomini, no? Si guardano, che bella che sei. No, sei più bella tu. No, sei più bella tu. No, ho detto che sei più bella tu. Poi si guardano il seno e se lo toccano. Che belle tette che c'hai. Che misura c'hai? La quarta. Beata, io ho la retromarcia. Non dite in giudizio. Invece un uomo mica può fare il complimento a un altro uomo. E cosa gli direbbe? Sai carrate cose adesso? Non potrebbe farlo. Ed è il cambiamento proprio dell'evoluzione delle cose, dell'emancipazione. Ed è così nelle famiglie. Io, per esempio, provengo da una famiglia molto povera. La gente magari pensa, Cristian Cocco, Canale 5, chissà qui. No, invece io provengo da una famiglia molto povera, molto umile. E tanto che quando me ne ricordo mi viene da piangere. Perché? Grazie. A casa eravamo talmente poveri che l'arcobaleno lo vedevamo in bianco e nero. Eravamo talmente poveri a casa che meno male che sono nato maschietto, se no da bambino non sapevo neanche con che cosa giocare. Questa arriva dopo, ma se la capite... Grazie dell'applauso spontaneo. Eravamo talmente poveri a casa che in cucina non avevamo manco il tetto. Un giorno stavamo mangiando, si è messo a piovere 3 ore per finire il brodo. Eravamo talmente poveri a casa che quando aprivi la credenza dentro c'erano i toppi, piangendo, morrendo su fame, questo pure piano. Talmente eravamo poveri a casa... Signore, non si allupi, Ah, c'è la caramella? No, non si sa mai. Talmente eravamo poveri a casa, c'era la disperazione. La domenica mamma ci faceva l'osso buco. A mio babbo l'osso e a me il buco. Un vammene a zrugo ci viene. Però erano famiglie di altri tempi. Mia mamma permalosissima. Vi voglio raccontare questo aneddoto. Tanto sarà capitato anche a voi andare la vostra famiglia a casa di un'altra famiglia. Come funziona, no? Si va a mangiare tutti insieme in cucina, si finisce di mangiare, poi le donne rimangono in cucina, sparecchiare la tavola, giusto? Lige al dovere, fanno i piatti, gli uomini invece si ritirano in salotto. Almeno un tempo si faceva così, vi ricordate? Si separavano dopo cena. Discorsi differenti tra uomini e donne. Adesso è uguale, È su proprio, però adesso magari abbiamo i cellulari, quindi ci si può anche geolocalizzare localizzare.
discorsi differenti tra uomini e donne. Gli uomini in salotto. Stanotte a mia moglie, tanto che non gli ho fatto niente. La moglie in cucina. Povero mio, tutto stanotte dormivo. Non ti fate manco una, beata quella di su. Tutto stanotte si sente il letto. Già da scrocia si fa un grave così. Perché gli uomini sono più bantrageri, si dicono dalle nostre parti, no? Io sono di Oristano, bantrageri, sì. E invece le donne no, sono più riservate. Poi mio babbo, discretissimo, chiama gli amici, venite a vedere mia moglie che sta facendo i piatti, sta lavando i piatti. Guardate come si muove, c'ha il sedere talmente grande, sembra una lavatrice. Mia mamma sente tutto, ovviamente si risente da questa affermazione infelice del mio papà, rientrano a casa. La notte, al buio, sotto le lenzuola, mio babbo, cara, cosa c'è? Cara, cosa c'è? Facciamo l'amore? Oggi lavatrice guasta, bucato a mano. Grazie, Deusi Duvagheri, che a noi ce lo paga il comune. Signor Sindaco, complimenti, la sua signora? Ah, ok. Lei è il vice sindaco? Consigliere, giovanissimo, quanti anni ha? 28 anni, l'età della mia figlia più grande. Poi c'è... Può fare carriera. Pittico su di noi, arrodo di... Cristian Cocco, grazie Cristian. Io voglio fare un po' di ringraziamenti finali. Ringrazio ancora il comune di Castiadas con il sindaco Eugenio Murgioni, grazie ancora. Grazie per averci ospitato ancora in questo posto meraviglioso. Vorrei ringraziare il comando dei carabinieri e la polizia municipale di Castiadas, un bel applauso anche a loro. Vorrei ringraziare il ristorante Pizzeria Le Vecchie Carceri che ci accoglie sempre così bene. Vorrei ringraziare il nostro main sponsor, Sarip Group di Andrea Piras, i media partner Sardegna Eventi 24, Eia TV, Terre SRL, Cronache Nuresi, l'Associazione Capotere 2000 ed M Comunicazione con il presidente Mariano Marras e lo staff composto da Giulio Uriemma, Erika Ezzi, Jennifer Fortini ed Eleonora Porcella. Un grande applauso per loro. Il nostro addetto stampa Roberta Gallo, il nostro direttore commerciale Alessandra Mulliri, le indossatrici di Capoterra 2000, le sartorie, gli ospiti della serata che sono stati meravigliosi, dai cantanti agli showman, veramente, veramente grandi. Angelo De Ida per le riprese video, Maurizio Fadda per le musiche e l'audio, Paolo Meloni per le luci, i nostri fotografi Riccardo Moci, Catiuscia Sias, Franco Lecis e Giuseppina Zeni, la nostra make-up artist Marinella Stocchino. Grazie veramente a tutti, ma soprattutto grazie a voi, siete stati un pubblico meraviglioso e io spero di avere modo di rivedervi l'anno prossimo sempre su questi schermi, come si suol dire. Grazie ancora, buona serata a tutti.